Questa mattina siamo stati colpiti a sorpresa da una bufera di neve. Nel paese in cui abito, infatti, non nevica quasi mai, anche per l'effetto del lago di Garda che rende il clima mite. Durante l'inverno ci scaldiamo principalmente grazie al camino nella zona giorno e alla stufa nelle camere. Proprio oggi però abbiamo finito la legna e le temperature si stanno abbassando. L'obiettivo è quello di riuscire ad andare a prendere il trattore con la pala parcheggiato vicino alla stalla, raggiungere il legnaio, caricare la legna e portarla al coperto nel nostro garage senza farla bagnare troppo. Con cosa andiamo su? Ma ce la fai con questo andare su? Porca, guarda che roba! Ah, quanta neve! Come in montagna. Attento che non vai dove stai andando. Qua c'è il finestrino, proviamo a tirarlo giù, vedere cosa succede. Piano, guarda. Vigneto tutto innevato. E anche il frumento, guarda. Ma gli fa bene al frumento essere... È peggio quando fa freddo, no? Perché la neve fa da isolante. Mamma mia quanto nevica! Quasi una bufera adesso. Dai! Ah, preso! Ha fatto un po' fatica a accendersi. Va bene così. Ancora? Cosa vuol dire gira? Ma ce n'è, dai, è piena! Ma è piena, cosa devo fare? Vediamo cosa fai te. Dai, sto. Per me è piena quella lì. Cioè, è piena ormai, dai! Vabbè, ma cioè continuavi ad andare in su e accelerare. Sì, ma allora te mi continuavi a dire vai indietro, invece no, indietro. Però avete sfiore lì, perché sentite quanto è alto, non ti carichi neanche scritto, perché noi con le linee capisci lì a terra, c'è terra le stesse. Ragazzi, si torna a casa, freddissimo, mamma mia. Mamma che freddo che c'è, freddissimo. Devo andare piano comunque, perché anche se è un trattore va meglio andare piano quando nevica, c'è ghiaccio per terra, freddo. Ho le mani che non le sento, mamma mia. Però ci voleva, dopo tanto tempo, una bella nevicata. Guardate tutto il vigneto innevato. Devo andare piano, se no la perdo anche la legna. Ho le mani che sono dei... cioè non le sento più, proprio sono dei pezzi di ghiaccio, dico. Oh, che freddo! Acceleriamo un attimino, se no qua non arrivo più. Che bufera che c'è! C'è vento e neve. Devo muovermi, se no si bagna tutta la legna. No, 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 no! Ho rischiato di ribaltarla. C'era una buca un po' potente. Devo andare a tirare fuori il carrellone della legna. Qui mi sto bagnando tutte le scarpe.
ma che freddo! Ho le mani congelate. Non ho mai sentito le mani così fredde come in questo momento. Devo mettermi dei guanti perché sennò non l'acqua caldissima perché non va bene. Faccio fatica a muoverle. Che freddo. Adesso mi metto dei guanti, stanno un po' riprendendo, però non devo scaldarle troppo perché in teoria non fa bene. Se qualcuno di voi lo sa, nei commenti me lo faccia sapere. Sono dovuto venire un attimo in casa a scaldarmi le mani perché ce le ho veramente congelate. Adesso ci penso io con questi. Mi stavo congelando le mani, congelando proprio. Possiamo andare. Quanta neve che c'è comunque, tantissima. Così? Ok, è svuotata. Ma hai visto che grossa che è adesso? Dai, ancora 3, 2, 1, vai. Ok. Ok ragazzi, missione compiuta.